Ben ritrovati cattoliche dintorni. L'Università Cattolica raddoppia e avrà una nuova sede a Monpiano per rafforzare la sua presenza sul territorio. Vediamo insieme i dettagli in questo servizio. Direttore Luigi Morgano, l'Università Cattolica di Brescia cresce con una seconda sede a Monpiano. Questa è la presentazione che abbiamo fatto del progetto relativamente appunto a questa seconda sede, quella che abbiamo chiamato Cattolica 2. Dico questo perché la previsione precisa e l'impegno assunto dall'Università Cattolica è ad avere due sedi. La prima, quella principale, che resterà tale, qui in via Trieste 17, questa storica, con tutte le attività che qui si sono svolte e si continuano a svolgere, e cioè i corsi di laurea triennali, quelli della laurea magistrale o specialistica secondo dei corsi di laurea, e ancora la presenza del Dipartimento, una serie di master, tutti i centri di ricerca che già afferiscono alle facoltà umanistiche, cioè tutto ciò che in questo momento c'è. La seconda sede, da realizzarsi in questa porzione acquistata nel 2007 dell'ex seminario Maria Immacolata, è legata alla realizzazione di una sede nella quale collocare tutti i percorsi didattici, quindi i corsi di laurea e le attività di ricerca, in questo momento collocati in altri edifici in affittanza. Credo che sia una scelta assolutamente significativa, perché in questo modo gli organi dell'Università Cattolica hanno deciso di, investire definitivamente anche su Brescia attraverso un investimento particolarmente rilevante come l'attuazione di una seconda sede, e credo che in questo modo davvero l'Università Cattolica contribuisca in maniera assolutamente concreta, significativa e rilevante al progetto di Brescia Città Universitaria, che è da noi condiviso. Quali sono i corsi che si svolgeranno nella sede di Monpiano? È prevista lo spostamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con tutti i propri laboratori e la possibilità di espansione di una serie di laboratori, nonché del Dipartimento. Scienza della formazione primaria, cioè perché ha bisogno di spazi specifici per la preparazione dei docenti, lo STARS e poi la Facoltà di Psicologia. Questi sono sostanzialmente gli ambiti, tutti gli altri resteranno in questa sede. Ancora nella nuova realtà di Monpiano abbiamo previsto anche la collocazione dell'Alta Scuola sull'Ambiente, della biblioteca Viganò, perché è una biblioteca di tipo scientifico, quindi va legata ovviamente alla facoltà, e la previsione di ulteriori sviluppi per quanto riguarda appunto il terzo livello, come ho detto prima, quindi master da un lato, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento che sono fondamentali, perché l'università, il livello di formazione università ovviamente è su tre, e cioè le lauree triennali, le lauree specialistiche o magistrali, ma poi c'è tutto il post laurea che è fondamentale. L'obiettivo è quello di far diventare Brescia una città ancora più universitaria? Non v'è dubbio, ma anche con tutta una serie di presenze che oggi vengono definite di eccellenza. Io ho un po' di pudore quando parlo ovviamente di eccellenza, perché poi deve essere effettivamente tale, ma lo sforzo dell'Università Cattolica, come noto, è di collocarsi tra le università di eccellenza, e quindi anche questa realizzazione attraverso la soluzione logistica intende ripensare l'offerta formativa ed attuare quegli interventi che sono necessari esattamente per fare un ulteriore passo sulla via dell'eccellenza. Quando si prevede che sarà operativa la sede? Noi prevediamo che la realizzazione comporti 3 anni di lavoro una volta acquisiti i necessari permessi da parte dell'amministrazione comunale. Il nuovo questore di Brescia ha fatto visita all'Università Cattolica accompagnato dal direttore di sede. Ascoltiamo insieme quali sono state le prime impressioni. È il nuovo questore di Brescia, si chiama dottor Lucio Carluccio e lo scorso venerdì 18 novembre è venuto a visitare per la prima volta la nostra sede. L'Università Cattolica ritengo che sarebbe quasi superfluo sottolinearlo, un'eccellenza del territorio, anche per i recenti avvenimenti di natura politica, quindi sarebbe assurdo disconoscere la rilevanza. È
una circostanza, un momento importante della vita della città che prevalica i confini della città stessa. Il questore è stato accolto dal nostro direttore, dottor Luigi Morgano, che gli ha mostrato l'Ateneo. Direttore Morgano, in che modo l'Università Cattolica può collaborare con la Questura di Brescia, dato che abbiamo due centri, uno sulla legalità e uno sull'immigrazione? Due centri che di per sé producono studi, ricerche, documentazione, svolgono una opera anche di tipo educativo propriamente detta, soprattutto il Centro di Educazione alla Legalità, che concentra la sua attenzione e le iniziative sugli studenti della nostra università, come noto, ma anche su tutti gli studenti della scuola secondaria superiore. C'è sempre stata una particolare attenzione da parte della Questura alle iniziative formative ed educative dell'Università Cattolica. Ovviamente con il dottor Carluccio proseguiremo una positiva e significativa collaborazione che fa parte un po' del nostro consolidato di tradizione. Si sa che anche la sede bresciana, proprio su indicazione complessiva dell'Ateneo, mantiene strettissimi rapporti con tutte le istituzioni e le realtà che operano a livello territoriale. E ora andiamo insieme a vedere la rubrica libri che questa settimana è dedicata al giallo. L'autore si chiama Bruno Morchio, è uno scrittore e psicologo italiano che scrive romanzi noir. Questo libro è l'ultima raccolta dedicata all'investigatore Bacci Pagano, uomo onesto e retto. La protagonista dei suoi romanzi è sempre Genova, che illustra nella mente del lettore con la descrizione di alcuni quartieri e dei carruggi, i palazzi vecchi fatiscenti della città. Il libro si apre con la descrizione di Mario Canepa, un uomo di mezza età di colore, spaesato, confuso per la sua attuale situazione familiare. Mario Canepa si rivolgerà a Bacci Pagano per chiedergli aiuto a ritrovare il figlio. Ce la farà l'investigatore? Insieme ad altre 4 indagini, questo è Bacci Pagano cerca giustizia di Bruno Morchio. San Francisco è terrorizzata e macchiata di rosso come il sangue delle vittime inspiegabilmente e ingiustamente uccise e come il colore del rossetto dell'assassino, il suo simbolo che lascia di fianco ad ogni cadavere. Si chiama il killer del rossetto perché la sua identità è sconosciuta. San Francisco ha paura, spetterà al detective Lindsay Boxer risolvere il caso, anche se in realtà la donna è già impegnata in un'altra indagine, un abilissimo e famosissimo ladro di gioielli. Nella sua ultima rapina ha ucciso la moglie di un famoso attore, Marcus Dowling, che ora sta facendo appello in tutte le televisioni perché venga aiutato. Ce la farà l'abile detective a risolvere entrambi i casi in poco tempo? Questo è Senza appello di James Patterson. L'ispettore di polizia di Barcellona si chiama Petra Delicado e lavorerà per la prima volta con il suo vice, Fermín Garzón, che viene invece da Salamanca. I due personaggi sono completamente diversi, eppure impareranno ad apprezzarsi col passare del tempo.
È un giallo particolare perché gli omicidi sembrano quasi fare da cornice allo svilupparsi e al conoscersi dei due personaggi. Se nel caso di James Patterson in Senza appello l'omicida lasciava tracce del suo rossetto di fianco ai cadaveri, in questa storia il criminale tatua le proprie vittime. Ce la farà Petra Delicado a farsi rispettare dagli uomini nel corpo di polizia e soprattutto a risolvere questo atroce caso? Questo è I riti di morte di Alicia Jiménez Bartlett. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi segnalo che Cattolica e dintorni non andrà in onda di venerdì per le prossime 2 settimane, ma di sabato alle 20:45. Grazie per essere stati con noi.